In piedi! Toruzzo, come va? Come va? Bene, signori, mi auguro voi apprezziate la novità d'essere riuniti qui tutti insieme. Un po' all'americana. Vi dico subito che per il tipo di lavoro che ci attende siamo in pochi. È vero! E dovremmo essere molti di più, seduti. Da oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché tra i reati comuni e i reati politici sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà! Bravo! Bravo dottore, complimenti! Bravo, dottore, bravo! Bravo! Che ci voleva questo? Ma non applauditemi, io non sento, io non so. Con modestia, al lavoro, al lavoro. I giovani che scrivono sui muri, giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti, tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe, altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria. Quel Pace è andato alla sessione omicidi. Con chi parla? Con Mangani. I nostri giovani colleghi devono tornare a scuola. Nelle università, nelle fabbriche devono entrare e si facciano crescere la barba, i capelli. Indossino tute sporche di grasso. Noi dobbiamo sapere tutto, dobbiamo controllare tutto, servendoci anche dei nostri figli, se necessario.
Su con le mani! Tutto il peso del corpo deve restare soltanto sulle ginocchia. Tu non sei un cavallo che cammina a quattro zampe. Tu sei un cittadino democratico, tu non sei un cavallo, tu non sei un cavallo. Allora, cosa preferisci? Berti un altro litro di acqua e sale oppure preferisci restare in ginocchio? Non so, fai tu. Se decidi di alzarti la devi bere tutta. Se decidi la devi bere tutta. Tutta. Niente. Allora rimettiti in ginocchio. Era meglio se non bevevi. Tu entro 10 minuti potresti andartene via di qui, farti una bella bevuta d'acqua fresca, pura, chiare, dolci, fresche acque, studente. Io non ti voglio mandare sotto processo. Noi non siamo la GPU, noi non siamo la SS, siamo la polizia di un paese democratico. Noi siamo ben felici quando possiamo evitare ad un cittadino una dura condanna. Poi tu sei un ragazzo, che interesse ho io a rovinarti? Stai dritto. Tu puoi essere marchesista, anarchico, situazionista, Mao, Olimpiao. Tu puoi leggere il libretto rosso, ma tu puoi fare tutto quello che vuoi. Tu non sei un cavallo. Tu sei un cittadino democratico. E io ti devo rispettare. Ma i botti terroristici, le intimidazioni, le bombe, che minchia c'entrano con la democrazia? Se tu mi dici che ha fatto il botto alla questura e all'American Express, tu ti comporti da democratico, capisci? Coerente. Io lo so che non sei stato tu, ma sono convinto che tu conosci il nome della persona che ha commesso il fatto. Mi dia un po' d'acqua. Noi non ti vogliamo far fare una delazione. Vogliamo che tu ti comporti da democratico. Perché capisci? Ma parliamo da uomini moderni, avanzati. Che cos'è questa democrazia? E diciamocelo, è l'anticamera del socialismo. Io, per esempio, voto socialista. Non avere paura. Io sono il tuo confessore, qui hanno parlato tutti, non ti succede niente. Io sono una tomba. Tutto questo palazzo è una grande tomba. Ma vuoi dire la verità? Ma vuoi dire la verità? Ma lo vuoi dire questo nome? Lo vuoi dire questo nome? Che è stato pace, pace, pace a mettere la bomba il giorno che è venuto in quest'ora! E le preparava lui. Mattone, portami Antonio Pace. Questo ha finito. Su, alzati. È finita. Sei libero.